Un fronte compatto di sindaci e consiglieri comunali alternativo a Schifani e al centrodestra. È quello a cui puntano PD e Movimento 5 Stelle in vista delle prossime elezioni provinciali di secondo livello, in programma il 27 aprile in Sicilia, con le quali si eleggeranno i presidenti e i consiglieri dei liberi consorzi comunali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani e i componenti delle assemblee delle città metropolitane di Palermo, Catania e Messina. Per questo, il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, Nuccio Di Paola, e Entoni Barbagallo, segretario regionale del PD Sicilia, incontreranno gli amministratori locali che non si riconoscono nel centrodestra sabato 1 marzo alle 9:30 a Gela. Avvieremo, dicono Di Paola e Barbagallo, un dialogo intenso per un cammino condiviso, finalizzato a comporre liste comuni e aperte a chi, tra gli amministratori locali ed eletti, non si riconosce nella politica fallimentare attuata da Renato Schifani e dai partiti che lo sostengono. Tutto alla luce del sole e con la massima condivisione, a differenza del centrodestra, dove le liste vengono calate dall'alto e decise dalle segreterie dei partiti.